Amalo Festival, un appuntamento ormai diventato un classico per la proposta estiva della cultura nella zona di Malo, ma per tutto l'Alto Vicentino, direi per tutta la provincia di Vicenza, per la qualità degli artisti che vengono proposti, per la anche varietà di spettacoli e di modalità di fare appunto cultura che viene fatto. Quindi veramente complimenti all'amministrazione comunale di Malo che ha saputo in pochissimo tempo, in sole 5 edizioni, far diventare questo veramente un punto di riferimento per la cultura di tutto l'Alto Vicentino e di tutta la provincia di Vicenza in generale. Partiamo nel periodo Covid, nel 2020, appena insediati con questo nuovo progetto che ha visto anno per anno, edizione per edizione, una crescita importante, esponenziale, con personaggi e un investimento su quello che è la promozione culturale dello spettacolo, dell'arte, molto, molto vasto, oltre che con personaggi importanti che sono venuti a Malo e nella provincia di Vicenza. Questo, devo dire, è un valore aggiunto non solo per Malo, perché di fatto non ha territorialità, non ha perimetro, ma bensì in tutta la provincia, perché abbiamo persone che arrivano a vedere i nostri spettacoli un po' da tutta la provincia di Vicenza. La quarta edizione è stata un'edizione molto importante diciamo così, per il numero di presenze e per i personaggi che sono arrivati, e questa edizione sarà sicuramente un viaggio importante nella cultura e nello spettacolo, con altrettanti personaggi e con diciamo, un numero, dal mio punto di vista, di visitatori a questi spettacoli che sarà veramente da record. Amalo Festival, quinta edizione, 5 spettacoli gratuiti. Il primo inizia proprio sabato 14 giugno ore 21 Villa Clementi, The Black Blues Brothers. Continuiamo poi con Paola Turci, che sarà appunto sempre l'11 luglio in Villa Clementi. Successivamente una bella storia del tango, quindi Istoria, con Samuel Perona e Vera Kinnunen, ballerini appunto di fama nazionale. Continuiamo con il comico Fabrizio Fontana e chiudiamo con una comicità morbida e profonda di Lopez e Solenghi. I protagonisti in realtà è proprio l'amministrazione, nel senso che non abbiamo un direttore artistico ma uno staff che assieme a me decide dall'inizio alla fine quali sono gli spettacoli che la comunità vuole ricevere e la comunità poi ci sceglie. E la risposta da parte della comunità in termini di numeri qual è stata? Sold out già in questa prima serata di sabato e totalmente sold out con persone che attendevano di entrare in tutte le serate della quarta edizione, quindi speriamo bene di continuare nella stessa lunghezza d'onda.